Sergio Festa, allenatore del Sarzana, è arrivato qua per fare punti proprio per il vostro obiettivo della salvezza. Ci eravate quasi riusciti per buona parte della gara, spaventando anche il centro giovani sotto di 2 reti. Poi un po' l'arbitraggio, un po' alcuni episodi che hanno condizionato un pochino tutto. Il centro giovani calciatori si è sentito appunto nell'orgoglio e diciamo la parte tecnica superiore è venuta fuori. Sì, no, diciamo che io faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato la partita benissimo, hanno fatto esattamente quello che io avevo in mente e per me sono stati bravissimi stasera. Per quanto riguarda il discorso diciamo, del risultato finale, mi prendo la responsabilità e la colpa perché credo che potevo fare qualcosa di diverso, potevo dare alla squadra più incisività sia in difesa che in attacco, magari volevo evitare i contatti fisici, invece non dovevo avere paura e andare comunque a fare un po' più di pressione in difesa, cercare di togliergli il tiro, cercare di togliere quelle situazioni dove loro potevano anche in inferiorità numerica creare pericolo. Quindi di questo me ne assumo totalmente la colpa. E per quanto riguarda anche davanti la superiorità numerica, invece lì cercavo il gol, solo che non abbiamo interpretato al meglio il modo di come attaccarlo, complice anche il fatto del doppio vantaggio a 5 minuti alla fine con l'espulsione loro. È chiaro che viene un po' più da gestire, ma ti ripeto, mi riprendo la colpa perché io volevo più incisività, volevo una squadra con più personalità in quel momento lì, e se non sono riuscito a trasmetterla vuol dire che non l'ho fatto, quindi lo prendo come un monito per il futuro, per crescere. Sono all'inizio anch'io come percorso di allenatore, quindi sfrutterò queste cose qui per migliorare. La squadra diciamo che si è espressa molto bene, ora domenica avete la replica, proprio sembra quasi uno scherzo del destino con il centro giovani calciatori a casa vostra, proprio per un campionato così che vedeva il calendario così insomma. Certo, noi abbiamo questa partita, poi abbiamo l'ultima di campionato a Prato. Il nostro obiettivo chiaramente è la salvezza, ma allo stesso tempo creare e sviluppare anche un po' questi giovani, questo futuro che dobbiamo comunque ricreare a Sarzana. È un percorso di crescita che abbiamo fatto inizio anno, a volte ci siamo un po' fermati, a volte l'abbiamo fatto un po' meglio, però l'obiettivo rimane sempre quello, quindi sviluppare il nostro progetto nei prossimi anni, nel futuro, cercando di rimanere comunque in A2 e niente, poi per il resto bisogna lavorare tanto perché ci sono sicuramente tante cose da mettere a posto. Grazie Sergio, in bocca al lupo per tutto.